Il plebiscito ha davvero fatto suonare la sveglia per tutti. Partiti, movimenti, associazioni e gruppi sparsi ora si ritrovano sotto la bandiera unica e sola di San Marco, bandiera che brandisce il neonato Comitato per il Veneto Indipendente, capitanato da esponenti leghisti, ma che raccoglie anche anime diverse, Europa Veneta, Raise Venete, i cattolici integralisti di Maurizio Ruggero, tra i fondatori Fausto Faccia, il Serenissimo. L'obiettivo è un referendum, stavolta ufficiale, che superi l'aleatorietà da puro sondaggio dell'iniziativa via informatica, ma anche proprio per non perdere, dicono i promotori, quel segnale forte che da lì è venuto. Riteniamo che sia stata un'iniziativa che ha mosso le masse dei veneti. Ora la vera sfida è approvare una legge, la legge in regione che dia valore istituzionale e legale alla possibilità che i veneti si esprimano su questo quesito referendario. Fondamentale sarà convincere i consiglieri regionali della bontà della causa indipendentista e approvare quanto prima la legge 342 per indire una consultazione referendaria ufficiale da parte della regione. Il provvedimento è atteso in commissione consiliare il prossimo 1° aprile. Sono già 150.000 le firme sostegno raccolte ai gazebo leghisti, 170 i comuni che l'hanno approvata in un loro ordine del giorno. Forze che potrebbero trovare una leadership in Zaia, nel presidente Zaia. Se ci sarà questo impegno, penso che i cittadini veneti non avranno difficoltà a riconoscergli questo ruolo di portabandiera dell'indipendenza del Veneto. Ecco, dopo... Il comitato promuoverà iniziative per sensibilizzare e informare l'opinione pubblica. Sempre i leghisti se ne faranno ambasciatori all'estero. Di sponsor internazionali dicono ce ne sono già la Russia e la Catalogna. Insomma, riteniamo di dover lavorare a livello estero appunto perché il Veneto venga conosciuto e riconosciuto. Tra tanti che suonano la stessa musica arriva Dissonante, l'editoriale unitario che domani apparirà su tutti i 9 settimanali diocesani veneti. Quello indipendentista è un progetto sbagliato, antistorico, impraticabile. Il futuro dell'Italia deve passare per una compiuta riforma federalista nel segno della sussidiarietà.